Allora, prepariamo i pavassinos del Sava con il mambo. Facciamo la procedura completa così potete utilizzarlo. Allora, cominciamo subito con mettere l'uvetta a bagno con la sapa. Qua sono 125 grammi di sapa e 150 grammi di uvetta sultanina. Qui abbiamo la frutta secca che va tostata e sono 100 grammi di mandorle, 100 grammi di noccioline, 100 grammi di noci. E quindi le tostiamo per bene, le facciamo raffreddare e le passiamo poi al mambo per andare a sminuzzare. Chiaramente montiamo la lama all'interno, mettiamo tutta la frutta secca e andiamo a coperchiare. Andiamo su cottura manuale, mettiamo il turbo, direttamente col touch facciamo ok turbo, velocità 10, questo sì, sono 5 secondi e fa lui, quindi facciamo partire. Ed ecco il risultato, come vedete non è troppo sottile, va benissimo, è una cosa intermedia. Travasiamo la nostra frutta secca quindi in un contenitore e andiamo a cambiare il nostro gancio da lama a gancio impastatore. Ora andiamo a ricavare la scorza dell'arancia e del limone che abbiamo già fatto. Ora pesiamo 200 grammi di strutto, qua ne ho pesato un 208 circa, vanno bene lo stesso, quindi andiamo a farlo ammorbidire al microonde, non sciolto, solo ammorbidito. Allora, iniziamo ad aggiungere le 3 uova e lo strutto sul fondo, perché qua dobbiamo lavorare con il gancio e questo è un sistema tipo quello della macchina del pane. Quindi prima la parte liquida sotto e poi le farine sopra. Allora, aggiungiamo la nostra scorza di arancia e limone alla farina, così. Eccoci qua, quindi aggiungiamo anche la saporita, sempre alla farina, così, e la bustina di lievito. Aggiungiamo anche un po' di vaniglia, sempre qua, chiaramente il lievito l'ho già detto, il lievito setacciato, un po' di cannella, come vedete, e i polveri sono a posto. Aggiungiamo quindi 200 g di zucchero, direttamente qui, aggiungiamo l'uvetta, e la sapa chiaramente, aggiungiamo la frutta secca, così, e infine la farina, ed eccoci qui. Quindi cominciamo la lavorazione. Allora io comincerei con velocità 2, tempo facciamo un 3 minuti, così, e via. Intanto sta impastando. Allora, trascorsi questi 3 minuti, apriamo, vedete che sta impastando da sotto abbastanza bene, cominciamo a diamo una rimestata leggera alla parte superiore con quella inferiore, quindi lasciamo impastare per altri 3 minuti. Allora, abbiamo finito di dare la rimestata che vi ho detto, quindi impostiamo altri 3 minuti e io direi a velocità 3. Velocità 3, 3 minuti. Via. Passati gli ultimi 3 minuti, ecco il nostro impasto pronto. Allora, copriamo con il coperchio del mambo e lasciamo riposare così mezz'ora. Allora, aiutiamoci con la farina, quindi stendiamo non troppo sottile, ricaviamo delle forme con questa forma tradizionale a rombo e quindi mettiamo nella teglia, questa, una teglia ricoperta con carta forno. Ecco qui. La manovalanza ricava, è molto morbido ragazzi, però è una caratteristica di questo tipo di impasto, quindi non spaventatevi. Quindi in teglia andiamo in forno circa 180 gradi, calore dal basso e ventilato, per un tempo di cottura di circa 20 minuti, ma chiaramente controllate perché ogni forno è un mondo a sé. Ed eccoli usciti dal forno. Qua la cottura è stata di 22 minuti, quindi adesso facciamo la seconda teglia e ci occupiamo della glassa. Glassa reale, e quindi 2 albumi montati a neve ben ferma e aggiungiamo 240 g di zucchero a velo, montiamo bene col frullatore e questo è il risultato, una glassa bella densa. Quindi cospargiamo i nostri pavassinos e
aggiungiamo delle perline colorate oppure dei diavoletti, scegliete voi. Ed ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto un po' così, solo con le perline argentate e un po' misti, colorate e perline. Li lasciamo vicino al forno, adesso proprio nella bocca del forno, spento chiaramente e aperto in questo modo, in modo che la glassa finisca di asciugare più in fretta. Ma potete lasciarli anche a temperatura ambiente e asciuga lo stesso. Ed eccoli tutti insieme, asciutti e pronti per essere distribuiti ad amici e parenti. Provate anche questa versione con il mambo e fatemi sapere. Buon appetito! E ora andrò a spaccarne uno in mezzo, vi faccio vedere la cottura. Ok. Ecco qua, questo è l'interno. Friabile, molto buono. Provateli e fatemi sapere.